di avervi qui e di essere arrivato a questa sesta edizione che per noi è un traguardo importante. Io inviterei tutte le autrici e gli autori, vi invito ad alzarvi all'impiedi e invito tutte e tutti a fare un applauso ai nostri premiati. Io vi ringrazio enormemente per condividere con noi questo momento speciale, magico. So che molti di voi hanno fatto un viaggio lungo e sono veramente felice, noi tutti siamo felici di potervi accogliere qui al Palazzo della Cultura di Catania. Tratto dal racconto autobiografico Cali di Francesco Di Riso, Svizzera, Armenia. Quest'estate a Salina, trovandomi in fin dei conti solo, in mezzo a persone che non conoscevo, ho preso la decisione di stare da solo almeno con qualcuno che conoscevo, me stesso. Il sole stava tramontando e come se fosse padrone delle mie emozioni, anche la mia rabbia, il mio stress, la mia gioia, la mia tristezza stavano tramontando per lasciarmi solo col sentimento più nobile che ci sia, la pace interiore. Quest'opera è proclamata terza classificata. Tratto dal racconto autobiografico Nonna Italia racconta di Massimiliano Zitelli Conti. Cara piccola Luna, il mio nome è Italia e sono una delle tue bisnonne. Quando sono venuta al mondo a Piazza Armerina, una cittadina di antichissime origini che sorge su di un'altura dei Monti Rei, correva l'anno 1900. E della terra di Sicilia che ti voglio raccontare, e per narrartela senza annoiarti, voglio immaginare di prenderti per mano e recarci insieme lungo un percorso capace di spaziare attraversando la storia, luoghi reali e racconti della sua parte più interna e segreta, tra le alture dei Monti Rei, non molto distanti da Piazza Armerina dove sono nata. Luoghi di storie senza tempo, nei quali realtà, magie, miti e racconti condivisi si intrecciano per formare un puzzle di tasselli narrativi capaci di catturare la nostra curiosità, la nostra voglia di sapere e il sentimento di meraviglia verso quest'isola chiamata anticamente Trinachia, della quale tu, piccola Luna, porti in te le antiche radici, delle quali anch'io faccio parte. Quest'opera è proclamata seconda classificata. Tratto dal racconto autobiografico Ida di Veronica Campbell, Svizzera. Un giorno, dovevo avere 4 o 5 anni, frugando tra le cose che mamma e papà avevano portato dalla loro terra natale tanti anni fa, trovai quello che pensai fosse una pallina di legno. La tirai fuori dallo scatolone e mi accorsi che non era una pallina di legno, o se lo era, aveva un guinzaglio lungo e colorato. Mi fu spiegato che era un vecchio giocattolo, una trottola, e che se lo desideravo potevo giocarci. Fu così che a discapito di peluche, bambole nuove di zecca e videogame mi innamorai di quella trottola e la portai per tanti anni sempre con me. A quei tempi passavo le estati nella terra di origine di mamma e papà e il resto dell'anno nel paese in cui avevano scelto di vivere e nel quale ero nata. Ero felice. Certo, ogni volta mi ci voleva un po' di tempo per abituarmi di nuovo all'una o all'altro, ma con l'adattabilità e la spensieratezza di un bambino, fare il camaleonte tra il mare e le montagne mi veniva piuttosto facile. E ancora oggi, a distanza di tanti anni, ricordo le vacanze al mare di quei tempi come i più bei momenti della mia vita. Quel posto era il mio paese dei barocchi. La casa della nonna, anche se vecchia e fatiscente, mi sembrava un castello incantato, dove si nascondevano 1000 avventure da vivere e tesori da scoprire. Quest'opera è classificata seconda ex aequo. Tratto dal racconto autobiografico Un padre di Vincenzo Corrado, Mantova. Seppur nato al mare, sono cresciuto in pianura padana e il trasferimento dal sud al nord Italia fu piuttosto drammatico. Un pomeriggio, mentre addentavo un cucciolone, avevo circa 5 anni,
mia madre mi annunciò che il giorno successivo avremmo traslocato. Di poche parole. Non era di buon umore, motivo che mi spinse a non chiedere troppi chiarimenti. Continuai a fare merenda, totalmente ignaro di cosa sarebbe accaduto meno di 24 ore dopo. Fino a quel momento avevo conosciuto alcune case oltre a quelle in cui abitavo. Mio padre non c'era mai, sempre impegnato per lavoro, così mi dicevano. In realtà era in carcere. Il grande giorno della partenza iniziò all'insegna della fretta. Piangevo. Attorno a me c'era un gran chiasso, decine di persone in divisa e non, molti vicini affacciati alle finestre, grida, sirene che suonavano. Io reagivo nell'unico modo possibile, piangendo a dirotto, anche se non sapevo bene perché. Ero in una situazione totalmente sconosciuta. Eravamo a pochi metri da casa, ma allo stesso tempo in una dimensione parallela. Bisognava sbrigarsi, anche se ignoravo il motivo di quel trambusto. Oggi so ciò che a quel tempo per ovvie ragioni ignoravo. La mia famiglia era entrata in un programma di protezione. Era stata costretta a trasferirsi in una località segreta per evitare ritorsioni, dopo che mio padre aveva deciso di collaborare con la giustizia. Quest'opera è proclamata prima classificata. Dalla sezione Piani di viaggio, tratto da Le combinazioni della vita di Pierpaolo Fiore Cosenza. Il verso scritto di una ghiandaia appollaiata sulla ringhiera del balconcino ci destò prima del suono della sveglia che avevamo programmato per le 7. I gestori di quel piccolo albergo sapevano come coccolare i clienti ancora assonnati con una colazione ricca e prelibata. Accompagnammo un cappuccino fatto con latte di capra con dei manallè ancora caldi e delle fette di torta fedora. Eravamo pronti. Zaino in spalla, recuperammo l'auto del parcheggio situato fuori dal centro storico. Ci aspettava una scarpinata di più di 2 ore che ci avrebbe portato nella parte meridionale dell'isola. Alle 8 in punto, con una temperatura già elevata che preannunciava una giornata provida, partimmo alla volta dei luoghi di Montalbano. Era da tanto che volevo visitare le località in cui venivano girate le scene del famoso commissario creato dalla penna del grande Camilleri. Mi avevano sempre affascinato la figura e le vicende di Salvo, prima sulla carta e poi nella trasposizione televisiva. Quel velo di malinconia e di solitudine che avvolgevano le storie mi catturavano, catapultandomi in quei paesaggi aridi e vitali allo stesso tempo. La dimensione intima del personaggio e i suoi stati d'animo, intrisi di inquietudini, ansie, incertezze, paure, tutte cose derivanti da un dramma, rispecchiavano in tutto e per tutto la mia esistenza. Quest'opera è proclamata terza classificata. Tratto da Terre Mediterranee di Maria Davida Tallo. L'isola ti accoglie, ma non cambia nulla di sé. Se la vuoi scoprire, vivere, devi entrare nei suoi ritmi, nelle pieghe delle sue onde, nei turbamenti dei suoi venti. Seguiamo le indicazioni, cerchiamo le vie, leggiamo i cartelli, interpretiamo il linguaggio degli abitanti del posto, per cui le strade sono semplici e chiare, mentre noi ad ogni curva ci chiediamo come facciano ad orientarsi. Insomma, ci perdiamo infinite volte, ridendo, sbuffando per il caldo, per la stanchezza. Ridiamo degli specchi appannati agli angoli delle vie, delle manovre improvvise in curve dove non vedi nulla, né di giorno né di notte. Poi ci abituiamo. La prima sera al Dammuso, sopra Calle Levante, un'inquietudine leggera tagliava il silenzio che avvolgeva la campagna circostante. Dal tetto bianco il rumore del mare mescolava riflessioni e mischiava un po' di tutto. Quanto tempo è passato da una notte? Quanto lunga può essere l'attesa della felicità? Quest'opera è proclamata seconda classificata. Tratto dalla mia Sicilia di Edith Zieduzzica, Roma. Era la prima volta che mi recavo in Sicilia e fu un'esperienza fortissima scoprirla con i suoi contrasti così violenti, la sua bellezza e il suo degrado, splendore e miseria, sentimenti contrastanti di attrazione e repulsione, ammirazione e sconforto, tenerezza e rabbia, ma soprattutto una sensazione di ineluttabilità e di impotenza fatalista, accanto a un barlume di speranza o forse di illusione che qualcosa possa, debba cambiare. Nel fotografare quest'isola davvero speciale ho lasciato parlare il mio istinto e le mie sensazioni, senza pretendere di realizzare
realizzare un reportage sapiente, completo e distaccato. Questo viaggio attraverso la Sicilia mi ha regalato, oltre alla visione di un'isola fantastica, di cui ho scoperto molto tardi le luci e le ombre, qualcos'altro, altrettanto prezioso. Amicizie di lunga data rinforzate, amicizie nuove e soprattutto la conferma della proverbiale ospitalità e generosità siciliana. Perché si mostra la Sicilia insieme così bella e così disperata? Saprà quest'isola incomprensibile e magica un giorno vicino lontano spezzare alcune sue catene invisibili e guardarsi negli occhi senza paura? Quest'opera è proclamata prima classificata. Tratto da Bichina di Letizia Maltese. Bichina nasce nel 1875 a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Ma quando Bichina evocava la Sicilia, il tempo si fermava. Potevo vedere le persone che descriveva, sentire i suoni, annusare gli odori, toccare le pietre di Castelvetrano. Era una contadina e viveva nella miseria, ma era una donna piena d'amore. Non ho mai vissuto in Sicilia, eravamo riuniti sotto la sua protezione. Sì, vedo questa vecchia e sorridente donnina buona, che è passata attraverso il tempo e che ci ha lasciato in tutta discrezione un'eredità incomparabile. Sì, siamo esuli, ma abbiamo sempre saputo dove erano le nostre radici e da dove queste traevano la loro forza. Quest'opera è proclamata terza classificata. Tratto da Nessuno ricorderà il mio nome, di Lidia Daniela Sparacini, Vicenza. Sono a letto, ma non riesco a dormire. I pensieri volano via. Mamma, dopo una giornata di lavoro, stanca, dorme nel letto a fianco, nonostante i colpi. Esplode un boato, un attimo dopo la sirena mi chiude nell'orecchio. Un suono lungo e opprimente, rapida bacio sulla finestra. Sono un piccolo bocciolo ancora chiuso, il germe di una vita. Un secondo dopo vedo gli aerei arrivare, quel rumore da giorni che ci gira intorno. Spero che non sia troppo tardi per noi. Invoco Dio. Io e mia madre guidiamo fuori dalla città verso la campagna. Non ci succederà niente, dico dentro di me. Sono altre le zone che interessano i nemici, porti e punti strategici per bloccare i trasporti dei soldati italiani. Invece quei rumori diventano frecce violente che scalfiscono il cielo. L'aria sembra tagliata dall'accetta e appare divisa in due. Con il lenzuolo tenuto sopra le spalle mi giro verso mamma. Lei spalanca gli occhi. Ci guardiamo con volto spaventato, mi allunga il braccio, io le lungo il mio, la sua mano mi chiama, non riesco ad afferrarla. Poi un lampo improvviso ci divide per sempre. Un'illusione mi ferisce e di colpo mi entra il nero nelle mie. Tutta la mia vita sfuma via per mano di un soldato sconosciuto. Quest'opera è proclamata seconda ex aequo classificata. Tratto da Un paparanni di Francesco Rossi, Catania. In una tomba di marmo scuro accanto a Elisabetta Ricalzi, un paparanni, Filippo Calcagno Giarrusso, mio nonno, fece sistemare le sue storie. All'ombra di un busto di marmo bianco che ne evoca lo sguardo severo e credo. Fin dalla nascita Filippo aveva vissuto a casa del padre in una proprietà in Contrada Casina. Insieme a lui coltivava il terreno e nei periodi di semine e di metitura del grano andava a lavorare da altri contadini che lo chiamavano giornata. Il lavoro non gli mancava, conosceva bene il suo mestiere, ma era spesso triste e pensieroso, avrebbe voluto possedere un podere tutto suo. E ci piace pensare che, questo sì che avrebbe del leggendario, almeno nella vicenda umana di Filippo Calcagno Giarrusso, quell'ascensore sociale che i siciliani hanno potuto sperimentare solo fuori da questa terra, quella legge che fa poveri ricchi viziati e ricchi poveri che sanno a mangiare pane duro o finti già a terra, per una rara volta in Sicilia non c'è trucco e non c'è inganno, sia stata attuata. Quest'opera è proclamata seconda ex aequo classificata. Tratta da Rituzza che voleva volare di Cristiano Parafioriti, Varese. È bastato un istante, un pulsante, e tutto cambia. E il mondo torna senza colori, e la vita si ferma, e il sogno di un futuro migliore svanisce. Ma la mafia non
La mafia non cambia, la mafia va al mare, va in vacanza, si cura nelle cliniche migliori e siede nei ristoranti di lusso. Loro non cambiano. Lo zio Paolo iniziò a morire quel giorno. Era il 23 maggio del 1992, una data che segnò la vita di tutti. Lui lo sapeva che dopo Falcone era in cima alla lista, un nome da cancellare con il lapis rosso, quello del sangue. E pensò a noi, alle sue principite fino alla fine. È bastato un istante, un pulsante. Hanno strappato la stella polare dal mio firmamento. Io, la vita, che volevo volare come un aquilone e chiudere gli occhi e sognare il mare. Nell'ultimo minuto di vita del mio giudice ho visto il sangue dei miei morti passarmi avanti. Ho visto la speranza morire e perdere il mio domani per sempre, perché domani è divenuto troppo tardi. Adesso c'è un inferno di corpi dilaniati, di macchine in fiamme e donne che piangono e urla che si levano. Adesso la mafia tiranna dimostra l'abisso di orrore che ha dentro di sé. Adesso se ne andava anche il mio giudice. E la sera mi guardai allo specchio e dissi: adesso non è più niente. Quest'opera è proclamata prima classificata. Tratto da Amici quasi parenti di Giliola Campagna, 3. L'amicizia è stata per me un'ancora di salvezza, una rete di salvataggio che molte volte nella mia vita mi ha permesso di bypassare momenti difficili, a volte drammatici, di superare scogli che da sola non avrei mai superato. Mi ha riservato calore e accoglienza, ascolto e solidarietà. Oggi posso dire con tutta certezza che l'amicizia è un sentimento unico, un prezioso regalo che la vita ci offre senza chiederci in cambio nulla. Certe amicizie sono come matrimoni fortunati che non si infrangono mai. Queste storie sono la testimonianza del legame che ho con queste persone e con la loro terra, che in parte è diventata la mia terra promessa, la Sicilia. Queste storie hanno la leggerezza del volo e la profondità di una radice. Quest'opera è proclamata terza classificata. Tratto dalla mia rampa di lancio di Angelo Priuli. Credo che potrei tranquillamente tracciare sotto l'influsso della mia fervida fantasia 4 segmenti ortogonali fra loro, che tendono a congiungersi, quasi a formare un quadrilatero. In verità un po' più equilibrato, anzi secondo me un po' sbilenco, all'interno del quale poter rappresentare 15 anni fondamentali della mia vita, quelli che mi portarono dai 13 ai 28 anni e sui quali ho dovuto edificare con tanta pazienza e una buona dose di umiltà, ma con ostentato orgoglio e dignità, la successiva fase della mia vita, quella che, coerentemente con le mie aspettative e le mie utopie, mi avrebbe dovuto proiettare nel mondo di una realtà auspicata migliore, ma purtroppo sempre in balia di venti contrari e poco propensi a favorire un regolare e felice decollo verso il futuro. Uno spazio delimitato ed un lasso di tempo confinato che tendono a confondersi tra di loro, a intrecciarsi, seguendo le misteriose vie del fare, per dare vita a una singola entità quasi irreale, anche se si tratta di 2 grandezze incommensurabili e quindi inconciliabili per poter coesistere. Ma la fantasia dei giovani, e specialmente quella più sciolta ed ingegnosa dei ragazzi, non teme limiti di tempo né confini invalicabili, e vaga impercettibilmente leggera nello spazio e nel tempo, ugualmente senza limiti. Proprio non ne vuole sapere di recinti e non si sazia mai di esplorare sempre nuovi spazi ed altri infiniti dove perdersi e ritrovarsi. Quest'opera è proclamata seconda classificata. Tratto da La Mésillusion di Carmelina Raia, Francia. È fondamentale ricordarvi che sono una persona del tutto normale, figlia di immigrati siciliani, nata in Francia negli anni 60, sposata in chiesa, divorziata, madre possessiva, nonna complice, con gioie, dolori, amori e dolori simili a quelle di persone normali, pur avendo conosciuto il paradiso terrestre. Per potervi parlare della mia famiglia cercherò di andare all'essenziale. Riassumo così: un numero pari contato sulle dita di una mano, un quadrato perfetto di un certo tipo. Una storia di donne simboleggiate da mia madre, dalle sue 3 sorelle, le basi del mio lignaggio.
Fin dalla prima infanzia, questo quartetto perfetto mi ha cullato con la poesia, mi ha portato in luoghi reali o immaginari, dove il passato mi ha affascinato molto più violentemente delle bombacace di mio padre. Solo loro detenevano la vera conoscenza e sapevano come catturare la mia attenzione per quei tempi antichi. Me li raccontarono con tale magnificenza, riversando in loro tanta passione, che io mi ci immergevo con gioia. Quest'opera è proclamata prima classificata